Mister Allegretti, al termine della partita, allora un secco 3-0, diciamo una partita, una domenica da dimenticare. No, assolutamente, non è da dimenticare, è da farsi un esame di coscienza. Abbiamo meritatamente perso, non abbiamo lottato, non ci abbiamo messo nulla di quello che andava messo per affrontare una gara del genere, quindi non servono giustificazioni, prendiamo atto della sconfitta e iniziamo ad allenarci martedì in una maniera diversa. E ti aspettavi dopo comunque anche due ottime vittorie, poi anche una partita col Vigaggio con una voglia di andarsi a prendere questi 3 punti, arrivati proprio all'ultimo minuto, questo invece down generale. Come posso aspettarmelo? No, non me l'aspettavo, non è una cosa normale. È evidente che noi in alcuni momenti andiamo in balia dell'avversario senza essere consapevoli della nostra forza. Quindi, come ho detto, non servono giustificazioni, non mi interessa niente del rigore, non mi interessa niente della classifica. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, dobbiamo farlo subito e velocemente, perché altrimenti non riusciamo a dare un'impronta a noi stessi di quello che dobbiamo fare ed è la cosa più importante da fare in questo momento. Poi nel corso della partita hai provato anche a cambiare qualcosa senza però ottenere risultato, tornando indietro ripartiresti con gli stessi 11, cambieresti qualcosa oppure oggi proprio, visto l'atteggiamento, non c'era verso, ecco, di svoltarla. Ma siamo partiti con due attaccanti e un trequartista, tutti e tre over, tutti e tre di categoria superiore. Al di là dell'atteggiamento di squadra che comunque era impostato per fare una partita diversa. Io non scarico mai la responsabilità sui singoli, anzi, se devo scaricarla su qualcuno, la scarico su me stesso, come giusto che sia, però bisogna dare di più. Su questo non c'è alcun dubbio. Non si può uscire dal campo sconfitti eppure avendo preso le botte, quindi questo non esiste.